Kvaratskhelia doppietta, Osimhen tripletta con il Sassuolo. Ma Kvaratskhelia e Osimhen si sono risvegliati? Chiediamolo ai tifosi. Ancora no, però si devono ancora svegliare ancora meglio. Come si dice a Napoli, sono risuscitati i morti. Sì, mo sì. Speriamo di sì. Sì, assolutamente sì. Sì, ragazzi, la speranza è l'ultima a morire. Sì, sicuramente questa cosa porterà loro a una grande voglia contro la Juventus, però appunto è ancora troppo presto, perché quest'anno non è, in confronto all'anno scorso non è che stanno dando il meglio, però potrebbe essere che contro la Juventus arrivano con lo spirito giusto per vincere la partita. Sì, sicuramente, e potranno aiutare il Napoli in questo momento difficile. Allora, per me Osimhen da tifoso del Napoli non ci ha messo la faccia e noi siamo rimasti malissimi. Non lo so se l'anno prossimo va via, ma noi napoletani vogliamo che si rispetta prima la maglia e poi la città. Riguardante a Kvara, giustamente il ragazzo i soldi sono assai, allora vogliono stare tu quanto fuori da capo, sempre col pro presidente. Questo grazie signor Presidente che ci troviamo così. È tornata la maschera di Osimhen, quindi forza Napoli e vai Osimhen che segnerà altri 700 gol. Vai! Sicuramente si avvicineranno anche a vincere il premio, insomma, come migliori marcatori. Osimhen, sì, finalmente dopo un lungo sonno diciamo che si è data una bella svegliata. Probabilmente ci potrebbe essere un nuovo risveglio da parte del Napoli. Il campionato sicuramente non è finito, c'è il tempo per arrivare in Champions, c'è tutto. Ci sono molte squadre che stanno lottando e il Napoli ha i requisiti per arrivare in Champions. Kvaratskhelia è un fenomeno, con la doppietta si è confermato. Osimhen non ha continuità e per me non è un giocatore da Napoli. Penso di sì, perché Osimhen ha già dimostrato in questa settimana di essersi risvegliato, però non penso sia un attaccante da grandi squadre come il Napoli. Penso che il Napoli abbia bisogno di continuità e Osimhen la sua continuità l'ha dimostrata solamente nell'anno passato, giocando appunto per la vittoria dello scudetto. Sì e no, però anche se Kvaratskhelia tiene ancora quell'egoismo in sé, anche se deve giocare ancora più di squadra. Osimhen ormai si sa, è guarito, ha fatto 5 gol in 7 giorni, solo Mertens fece 7 gol in 7 giorni, è l'unico che può salvare il Napoli, oltre a Kvara. Spero di sì, di Osimhen sì, perché purtroppo anche se a fine stagione, secondo la mia opinione, se ne andrà perché non è da Napoli. Osimhen e Kvaratskhelia sono sempre stati guariti, sono solo ritrovati. Speriamo di sì, perché questa partita comunque ci ha dato speranza per tornare di nuovo a grandi vette, per risognare lo scudetto, perché ricordiamo che noi abbiamo lo scudetto sul petto e dobbiamo mantenerlo. Speriamo di Osimhen, visto che tengo pure al fantacalcio, quindi speriamo. Sempre speriamo bene. Decisamente sì, si è visto un grande incremento di abilità in questa partita da parte loro. Sì, effettivamente sì, ci voleva. Visto che Osimhen è ritornato da poco e già ha lasciato il segno. Anche l'allenatore nuovo secondo me c'è un bel approccio, quindi secondo me ne vedremo delle belle. Più per Kvaratskhelia, sempre un traduttore per dire questo nome. Però sì, spero di sì. Osimhen ci sta, Kvaratskhelia si è risvegliato. Ma certamente quei due quando si svegliano praticamente non ce n'è per nessuno. Il Napoli è una squadra forte, abbiamo vinto lo scudetto, sembra strano che quest'anno praticamente non stiamo facendo il campionato dell'anno scorso. Spero che sia la rinascita questa partita col Sassuolo e quindi arriviamo in Champions almeno, perché altrimenti sarebbe proprio una delusione per tutta la città.